Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. Buonasera coach, benvenuto nel post partita. Rimanerei del quarto posto del regular season con una grande partita, do lei la parola per l'analisi. Thank you very much. Buonasera a tutti. I'm so happy for this win. First of all, because of our crowd, because we are playing for them, for the club, for the entire organization. Our players did their best. The week after Trento was very difficult. We really did a great job in the preparation to the game, and we said if it depends on us, we're going to do it. And I really would like to congratulate our team for the effort. I'm very proud of them, what they did since I came here, that I cannot ask more. But you know how is the life in the sport, there's the only today and tomorrow. We're going to rest a little bit and prepare the playoff. Thank you very much. Sono molto felice per la vittoria, per questi straordinari tifosi. Noi giochiamo per loro, per il club, per tutta l'organizzazione. Devo dire che i giocatori hanno veramente lavorato al loro meglio per tutta la settimana e non era facile dopo la partita di Trento, ma abbiamo fatto un gran bel lavoro nella preparazione della partita. Siamo stati davvero bravi, dunque mi congratulo ancora con loro per l'effort che hanno messo in campo e sono orgoglioso di loro e di quello che hanno fatto da quando sono arrivato io. Non posso davvero chiedere di più a loro, però questo è lo sport e nello sport esiste soltanto il domani, per cui da domani torneremo in palestra per preparare il playoff. Coach, dopo la sconfitta di Trento la squadra oggi era serena, ha giocato forse la più bella partita della stagione, quindi si vede che è una squadra proprio in fiducia, al di là poi si vinca, si perda. I think it's again the same question. That's mean every time better game. Against Suarez it was the best one. Now with this one, but you know, to play the great games, you need also the opponent. You see that this team did a lot this season. I'm talking about Treviso. They suffered so much and they won the game against Virtus to save. And you know it's not easy for them to come here to play against us, especially in this moment when we are playing good basketball and fighting for the four seed. I think our team responded on everything. I think this is the first time in my life that I didn't call timeout. I didn't want to underestimate Coach Nicola. He is also a good friend of mine. And to play like this and to play the 23 minutes maximum, what my players played today, just Jeff Brooks, everything else in the team, any player didn't play not even 1 minute more than that. That's mean it's big for us preparing to the playoff. Sì, è curioso che ogni volta che veniamo qui dopo una partita mi dite che è la miglior partita che ho giocato in stagione, però per giocare grandi partite dipende anche dalla situazione dell'avversario e Treviso ha fatto un campionato straordinario per aver ottenuto la salvezza e arrivavano da una grande vittoria contro la Virtus Bologna, per cui per loro non era facile affrontare questa partita con motivazioni totalmente differenti alle nostre, che invece combattevamo per il quarto posto e lo volevamo con grande ardore. La prima volta in vita mia che non ho dovuto chiamare nessun time out, non per togliere nulla al mio amico e coach Nicola, che rispetto molto, però voglio anche sottolineare il fatto che 23 minuti per Brooks sono stati il massimo del minutaggio per ogni nostro giocatore, quindi significa che tutti hanno giocato il nostro contributo, per cui sicuramente siamo molto contenti. Coach, oltre alla squadra in fiducia massima, però anche in grande condizione atletica, avete fatto un lavoro specifico, particolare? No, we changed completely this program. We changed completely, and we have an amazing, good strength and conditioning and medical staff here, the very high level, and together with our job on the court, especially with our way to play, we want to play with the pace, you know, and planificate during the week, load management,
and we're doing great. But you need the people to do that, and we have it. Sì, abbiamo completamente cambiato il programma, devo dire che ho uno staff di preparatori, staff medico, fisioterapico di altissimo livello. È un lavoro che si fa assieme durante la settimana, noi giochiamo molto col pace e quindi è molto importante pianificare e studiare la settimana di lavoro, però per fare questo hai bisogno di un personale di alto livello e non ce l'abbiamo. E coach, quando avete raggiunto i 100 punti è esploso letteralmente il palazzetto con lei, in quel momento che cosa ha provato? What do you feel when Kilo scored the 100 points and the gym scored? That's more for the fans. Then for me, the game was finished way earlier, and I would take care of the minutes, and was thinking that nobody gonna get hurt. That was more important. But for the fans, it was important, different point of view. But the game was done before. Sì, per me la partita era già finita in quel momento, è chiaro che per i tifosi è stato bello, ma io ero concentrato solo sui minutaggi dei giocatori e sul fatto che i giocatori non potessero subire infortuni, però mi rendo conto che per i tifosi è un punto di vista diverso e sono contento che abbiano goduto in quel momento. Coach, un quarto posto che fino a qualche settimana fa non era così scontato. Quanto è importante adesso in chiave playoff giocare a un pubblico così caldo che può dare una spinta ulteriore, energia? First of all, I like it because of them. Because of them, not only of the sport. Of course, if you're playing home, you're gonna have the support. But when you have your team permanently or more games at home, it means something. It means I love it. Sì, non tanto per il punto di vista sportivo, perché come sapete per me giocare in casa in trasferta per le mie squadre non deve cambiare, però mi fa piacere che possiamo giocare qui le partite, le prime, eventualmente anche la bella, perché conta nello sport questo, conta lo spettacolo per i propri tifosi. Posto? Grazie. Coach, sui minutaggi, adesso vedevo grande coinvolgimento di tutti, proprio ha distribuito coinvolgimento, e anche questa in chiave playoff può essere una carta molto importante. Very difficult to play. I think playoff going to be much more competitive than this game. But if you want to go far, you have to play with the bench. Important minutes of the bench. How much? This is not realistic. This is not realistic. That's mean you never know, but this is a kind of dream for every coach. È difficile giocare con tutti nei playoff perché saranno partite molto più competitive di questa, però per andare lontano avere una panchina con minuti importanti è fondamentale, però non è realistico che si faccia come oggi una partita. È chiaro che sarebbe un sogno, ma non è realistico. A posto? Grazie coach. Grazie. Thank you very much for the support all till now, with the good words, with the bad words. We always was here ready to work for our club and fans. Hope we're going to continue on the same way together with you for the playoff. Thank you, I appreciate it. E voglio ringraziarvi tutti per il supporto che mi avete dato e avete dato a questo gruppo anche nel vostro lavoro, nel bene e nel male. Noi continueremo a lavorare così, per cui insomma ci tenevo a ringraziarvi.